sere ventiatas con Gnovis. Gnot di pore te zone di baldasserie a Udin, un omp con le muse taponade alla sbarat colpse Dimitra aiute quintri la chiase e dopo alle stiampat vie nessun alle restat feriti vicin all'armasse anclamaz e il centedodis. Sul pueste sono rivassi i carabiniers. Più di una decina di sbusis di proiettile sulle facciate, dalla chiesa, sul fate investighi militars dell'arme, anche se le prime ipotesi da investigadors è che i colps se ne stas sbaras, con che di intimidì cochidon. È un incidente stradale mortale, vie Palagnotte, donne di Morsanda, Altilimenti, in paese di Gleris e di Bante. Luciana Dean, ieri che menava la sua macchina che ha trussato in maniera frontale quintri di un altro veicolo. Noi di fa, la femmina che li sos feridis e ieri in massi grivis. In condizioni critiche il guidatore di che altre macchine portate all'ospedale di Udin. Ferite anche un'altra persona che viaggiava tra seconde macchine. È una femmina austriaca di 65 anni, è morta via mattina colanta bassa dal Troi 662 calven giudici di terra rossa te zone discluse. La femmina è sbrissata, rodolando lungo la parete ripide dal Troi. I suoi compagni hanno chiamato i soccorsi che però non hanno potuto fare nulla altro che accertare la morte dalla femmina. L'incidente è capitato a 2200 metri di quote noi alla SAT Speranza. Sul puesto le soccorse insieme col soccorso alpino e la Guardia di Finanze che hanno menato i suoi compagni finte dalla caserma di Nivea. Eurobariento una chiesa di Tisane, approfittando di un momento che non era in chiesa, la siamo portati via di un'anziana, circa 70.000 euro in contanti, probabilmente i sparanzi di tutte una vita, e investighi i carabiniers. E il bolletin sono 61 i NUF infettati dal Covid saltas fuori tali ultimi 24 ore a fronte di passe 11.000 tampons tra molecolars e antigenics. Infettato anche un speciale dal Burlo di Trieste, un infermiere in servizio dalle aziende sanitarie universitarie del Friuli Centrale. All'estate anche un morto, un omp di 70 votants di Tumiec. Nuflis personis ricoverati in terapia intensive 47 che in atris repars. E il Friuli Vignese Giulia è arrivato all'80% dell'immunizzazione di tutta la popolazione parsore dai 12 anni. Ben stai per duccio che può fa la vaccina. L'obbligo del Green Pass in tal puesto di Borecas comincerà a convinna sarà portata un aumento delle prenotazioni e delle vaccinazioni. Intanto va in denante la somministrazione della terza dose con la nuova vaccinazione per la inte debile e per tutti che sono parsore i 80 anni di età. E il presidente dell'autorità portuale del Mare Adriatico Orientale, Zeno D'Agostini, Alvarez, minacciate di dimittersi dopo gli protesti, le minacce dai portuai di bloccare il porto di Trieste col 15 di ottobre. IAR passa 15.000 tra portuai e anti-Green Pass e ha manifestato per le strade della città fino a ore di notte, domandando di scancellare la decisione del governo di far diventare obbligatoria la certificazione verde a scomenzare di Vinars. Per gli protesti di Roma dai dis passadis e vares avuto di partì anche un corriere di Pordenone, ma il questore Marco Diorisio alla fermat el viaggio e varesse dovuto montare sulla corriere, c'è Green Pass, robe che non era possibile da ora de norme di Lecce. Precisamente al questore Dorisio arriva dal sindaco di Boleson d'Arezin, Marcus Maurmaier. Questa mattina è iscritta al prefetto di Pordenone, facendo la proposta di valutare un riconoscimento, una benemerenza per il questore di Pordenone, il dottor Marco Odorisio, che oltre a essere stato bravo in questi anni a aumentare la sicurezza della nostra Friuli occidentale, ha avuto l'idea di interventi bloccando una corriera che aveva da sì a Roma, con in che voleva sì a protestare a Roma, duccio senza Green Pass, a dimostrazione che vinta imparare
a rispettare le leggi, che è il primo passo per fare in maniera di si fuori dai problemi che ne ha creato l'emergenza sanitaria e si riesce una ripresa che vuol dire alla fine di tutto valutare veramente a fonte l'ipotesi di vaccinarsi. E a Fibilin di circa 5 milioni di persone non vaccinate in età lavorative che hanno bisogno di fare il tampone. A dire all'estate, o vuoi di mattina il presidente della regione e della conferenza tra Stato e regione Massimiliano Fedriga. La sanità pubblica è impegnata col segnalamento e la prevenzione, dunque non si può pensare che poi di occuparsi del Green Pass in vestiti privati e massime gli specialisti, al continuo Fedriga, non arrivino ad ora a soddisfare le domande di queste sorte. Palchest, ove infatti una proposta di permetti tampons nasai di farsi di bessoi da Urman in aziende. Non le compignò, decidi se vedi in valore, assieme il presidente, ma i tocci al CTS e alla parte scientifica. Il certificato verde alle una misura utile, ma la di essi anti-applicabili. E la Regione ha approvato le manovre di assestamento di bilancio di 84 milioni di euro che butta dentro sono risorse dal territorio e non si presente il provvedimento l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilis Contelle. Voi in prima commissione consigliare, in consiglio regionale, viene illustrata la manovra autunnale. Sono 84 milioni di euro che vi mettono a disposizione da comunità da nostra regione. Ben 30 milioni sono destinati alla sanità, anche per l'emergenza Covid e per tutta la procedura relativa alla vaccinazione. Dopodiché vi metto 3 milioni di euro per i sconti da benzina, per coprire queste ultime per dall'anno, 20 milioni di euro sono devoluti alla programmazione europea per fare in maniera che questo territorio sia sempre più competitivo da sfide che l'Europa nos domanda e dopo i 33 milioni di euro di un fondo che al covente finalmente permette una PR per zore tutta la gestione commissariale dall'Ausa Corno e per tornare a tabagliare di sviluppo di che aree. Di queste e di tant'altri i vari di tabagliare in consiglio regionale lo faranno in maniera più costruttiva confrontandosi con gli sforzi politici che appunto sono in consiglio. E dopo il Chiestiello, Udin si prepara al lavoro di restauro da Palazzo da Ronc, sede dal municipio di Udin, un cantiere di passe 2 milioni di euro. Non si intravede il sindaco Pieri Fontanin. Ho intenzione di mettere a posto il Palazzo da Ronco, la sede del municipio di Udin. Questo palazzo ha quasi 100 anni, perché il da Ronco lo ha finito dal 1930 e quindi è venuto l'ora di dare un'età di mettere a posto tante sculture che sono fuori, di mettere a posto i balconi, un po' anche il tetto e quindi ho già un progetto per una spesa complessiva di più di 2 milioni di euro. Quindi un grosso intervento che durerà quasi un anno per sistemare questo palazzo storico della città di Udin, che è un punto di riferimento, è uno dei robi belli che possiamo mostrare ai turisti venuti a Udin, un palazzo Liberty, voluto di un grande architetto che voleva tanto bene alla città di Udin e che noi come così dentro a lavorare ho vinto il dovere di tenerlo bello e come ho vinto l'ora proprio di dare una bella rinfreschiata, come si dice, alle sfacciate e mettere a posto i robi che hanno bisogno di un intervento. E elenco molte perle dal Friuli, dopo la conferma dal secondo mandato, il sindaco di Tercente Mauro Steccati al presente la 9 Zonte che si mette in Borezza in che disca Sintinlu. Elezione di Gnuf riconfermata il sindaco di Tercente. Sì, una grande soddisfazione, la riconferma è sempre più difficile delle prime volte e ho ben lavorato bene e la gente ha premiato il nostro lavoro. Qui sono i Gnuf membri de giunte. Allora, vengono riconfermate Luca Toso come vice sindaco, Donatella Prando e Marco Falcilia. I Gnuf sono invece Silvia Fina e Roberto Beltrame. A quanto è il primo consiglio comunale? Il primo consiglio comunale lo farà in martes prossimo, sia di sera, tal Tessale Margherita. Un'elezione che porta poi in avanti i progetti che sono già stati avviati da giunte precedenti. Sì, ho detto concretezza e continuità, quindi completare, finire i lavori avviati e da progettazione ai lavori già finanziati.
E il comune è un tecnico manco indebitato. Sì, è una scelta che abbiamo fatto con la giunta, con la maggioranza degli utili sincais, abbiamo deciso, abbiamo fatto di impiegare di mutuos e anche di ridurre il debito al 36%. E allora anche per usgnotta alle dozzi, vedendo mandi sera un uff manco 20, grazie di ben ascoltato, mandi.